Tosi, so qua, so Toni dal Veneto e me caccia mai me fradei, Spartaco che io di Roma e anche st'altro, Leonardo che si in Toscana. Mica dito, beh, bisogna che ti dai un po' una mossa, perché qua siamo Dio parla soltanto che noi altri, adesso ti tocca a te. Ma cosa avevi da fare? E te da commentare queste frasi, di qualcosa di intelligente. Se delle belle frasi, mi piace, devo dire la verità. E allora ho scelto, va bene, dico provo, vediamo quello che succede. Questa frase che vorrei commentare, che è quella del puteo che scrive, che impara a scrivere. Noi altri quando siamo cei, andiamo a scuola e non siamo buoni a scrivere. No? I professori, i maestri ti insegna, ti mette a, fa questo, stanghette, una volta si faceva le stanghette, i cerchietti, adesso si fa altre robe, ma a suo paese qui bisogna che ti impari a scrivere. E prime volte che scrivemo, femo pietà, perché femo una lettera grossa così, un'altra c'è così, andiamo tutti fuori dalla riga, è un schifo. Però se uno non si dispera, insiste, pian pianetto impara sempre meglio e comincia a scrivere bene. Finché dopo qualche annetto ti scrivi abbastanza bene. Allora uno può pensare, ma quanto scrivevo mai quando io ero in prima elementare? Se no altri togliamo un quaderno di quei della prima elementare nostri, ti viene da piangere e ti dici, madonna, ma io ero proprio un po' aretto. Ma ieri mi devo imparare. Questa è la cosa importante che abbiamo da ricordarsi. Che è imperfezione là che vediamo, che lettere tutte fatte mai, tutte fuori dalle righe, è lo strumento che ha permesso a noi altri di imparare a scrivere. Adesso scriviamo bene, stiamo sulle righe, facciamo le lettere tutte quasi compagne. A parte i dottori che quando chi scrive, dottori farmacisti, dovrebbe tornare in prima elementare. Non capisci neanche Iori, quello che ha scritto Iori. Ma a parte qui, insomma, si scrive abbastanza bene. Adesso, questa bravura che abbiamo appreso, l'abbiamo appresa sbagliando, facendo tanti errori. Non dobbiamo spaventarsi se facciamo errori. Quindi, quello che dice questa frase è che quella imperfezione là, in un certo senso, è perfetta perché è lo strumento perfetto perché noi diventiamo più perfetti. Quindi, se applichiamo questa semplicissima regola a tutto quello che ne capita nella vita, tutto, facciamo un esempio, a carriera, no? Anche che vorressimo fare un sacco di skate, avere un lavoro importante, e, crescere, ma molto spesso non è così e allora non siamo tanto contenti perché non è proprio esattamente quello che vorressimo noi altri, oppure non andiamo d'accordo con i colleghi, non andiamo d'accordo col capo ufficio, col direttore, ma che imperfezione là che noi altri viviamo serve all'evoluzione nostra. Per questo non abbiamo da disperarsi. Perché? Perché quando basta che facciamo un pensiero, chi è che può dire quando avevo 20 anni, adesso ne ho 60, quando ne avevo 20 ero meglio di adesso? Ma nessuno! Perché? Perché eravamo tanto più scemi, eravamo dei tontoioni, baucotti, che se facevimo intortare dalla mattina alla sera e siamo cascati su delle trappole, su dei inganni, che oggi nessuno è cascheria di noi altri. Vuol dire che l'evoluzione abbiamo fatta, ma anche se togliamo uno dei 20 anni, te che domandi, ma te sì, meglio adesso o quando te avevi 10 anni? No, sono tanto più intelligente adesso sono più sveglio, capisco di più. Questa è l'evoluzione, quindi non dobbiamo spaventarsi se le robe non va come volevamo noi altri, perché quel qualcosa che non va fa parte di questa imperfezione, ma che è perfetta per farci vivere un miglioramento. Questo che dobbiamo fare, da migliorare. Se noi altri miglioreremo, pian pianetto arriveremo alla perfezione. Quindi non dobbiamo spaventarsi,
Abbiamo sempre da ringraziare di quello che capita, di quello che succede. Se una cosa succede, succede l'opposto. No, anzi, se disperemo. Ieri proprio ero di pensare un proverbio di queste parti qua, che si dice: finché s'han denti in bocca non si sa cosa ci tocca. Cosa significa? Cosa vuol dire questo proverbio qua? Vuol dire che la vita si divide in due parti. La prima parte è quella dove ti tegai i denti in bocca, e in che parte là non ti sai mai quello che ti capita. Ti viene infarto, ti viene una paralisi, oppure che sia una crisi economica, oppure tuo figlio che ha un problema, oppure disastri da mattina alla sera, problemi in continuazione, per cui ti vivi un po' con l'ansia, no? Perché non ti sai mai quello che succede. Economia, ambiente, scie chimiche, inquinamento, di tutto, ladri che roba, governi. Dopo che c'è la seconda fase, dove non abbiamo più i denti in bocca, e là, Dio sai cosa che ti aspetta? Ti aspetta di morire. Vedete, questo proverbio è un proverbio reale, molto semplice, molto vero, però tanto pessimista, perché non prevede il miglioramento, non prevede che tutto questo serva a qualcosa. Serve a imparare a scrivere. Siamo tutti putei che siamo Dio imparare a scrivere. E per imparare a scrivere, dobbiamo a passare per questa imperfezione qua, quella che vediamo intorno a noi altri e dentro noi altri. Anche il nostro corpo. Ma mi non ho abbastanza tette, e mi non ho abbastanza col naso con la gobba, e mi voglio tutti i muscoli da tutte le parti perché voglio fare Capitan America. Sono troppo basso? No, sono troppo alta? No. Questo corpo qua è perfetto. Ah, adesso che anche che io non voglio più. Non so maschio, so femmina. Mi so di mezzo, una via di mezzo, mi vorrei essere questo anche qui. Ma se noi altri accettessimo quello che siamo, semplicemente accettando che quello che noi siamo, quello che abbiamo, il mondo che vediamo intorno a noi, tutto questo ha perfezione perché è uno strumento perché noi altri e tutti gli altri camminano verso l'evoluzione, verso il miglioramento, verso la perfezione. E quindi vi lascio con questo pensiero positivo, secondo me, che è vero sì che non siamo ancora buoni a scrivere, ma siamo da imparare. E quindi non perdiamo speranze, perché gli soprattutto gli se siamo uniti, perché più uniti siamo e più siamo forti. Perché quello che non vedo me, te lo vedi te. Quello che non so buon far me, te lo fa te, come su un'impresa. Vi saluto tutti. Radicchio forever. Forza Radicio.